Un applauso. Lucia sul palco. Grazie. Bene, persino emozionante vedervi così sul palco, davvero, e lo dico senza formalità, lo dico con sentimento, lo dico. E quindi vi ringrazio a nome di questa comunità perché la state arricchendo con la vostra presenza, con il vostro impegno. Cosa vi posso augurare? Vi posso augurare intanto vita lunga, no? Che voi diventiate una presenza in Sardegna a rappresentare questo paese, questi balli bellissimi. Trovo due, velocissima sarò perché tanto avete visto tutti quanto ci piace ballare ad Austisi in piazza. Ci sono due valenze nel vostro impegno. Uno è quella, insomma, dell'aggregazione, del lavoro di gruppo, della squadra, che è una cosa importante. L'altra è quella culturale, della conservazione della nostra identità, della valorizzazione. Insomma, i miei più carissimi, sinceri auguri. Grazie. Grazie Lucia. Grazie Lucia, chiamiamo ora sul palco per i saluti Ottavio Niedu. Grazie Ottavio. Grazie, buonasera a tutti. Il sindaco ha parlato di emozione ed è uno di quei sentimenti che in questi casi evidentemente si sente, quasi si può toccare questa condizione, perché è veramente già bello sapere che qualcuno in una comunità è andato a ricercare quel filo di quel legato a un bandolo che man mano si può aprire, si possono scoprire dei mondi culturali, dei riferimenti, degli specchiamenti e si può entrare nella storia di questa comunità, anche attraverso piccoli segnali, cioè i segnali dell'abbigliamento popolare, i segnali del vestire, di quelle tradizioni, del ballo, dei passi, dei suoni. Insomma, questa associazione ha fatto già questo primo passo importante, cioè andando a cercare un legame, quel filo rosso che ci lega e che evidentemente appassiona tutti noi o molti di noi nella nostra isola. Abbiamo sempre più bisogno evidentemente di confrontarci con quella che è la nostra storia, è un po' il riferimento costante quasi per la quotidianità, per avere certezze anche per il proseguo del futuro. Questo è un appuntamento davvero significativo per una comunità, il fatto di avere nuovamente o un altro punto di riferimento, sapere di potersi identificare in queste ragazze e questi ragazzi, quindi sapere che loro, ecco, sono gli ambasciatori culturali, così come diceva il sindaco, appunto rappresentare la comunità in ogni dove, quindi ecco è il nome di questo paese che viaggia. Loro il lavoro di ricerca lo hanno iniziato e voi sapete che queste attività non finiscono mai, nel senso che la passione fortunatamente contribuisce non poco, perché il lavoro sarà lungo, quello della ricerca dell'abbigliamento popolare, dell'apparato vestimentario del luogo. È un lavoro che quasi non ha fine, loro lo hanno iniziato nel modo migliore possibile, hanno dei riferimenti culturali che sono quelli dell'Istituto Etnografico, quelli più autorevoli dell'isola, che evidentemente certificano in qualche modo la veridicità, l'autenticità, il percorso giusto che stanno facendo. Quindi anche per me essere
qui a, come dire, condividere il battesimo è un motivo di soddisfazione. In 30 anni, devo dire, ho seguito tante associazioni che hanno avuto occasione di proporsi e di rappresentare culturalmente il proprio paese, e ogni volta è una soddisfazione, perché sappiamo poi che questo nostro cammino non fa altro che arricchire, no? Anche le nuove generazioni, appassionarle, legarle a quel filo della memoria che non si è fortunatamente mai spezzato. Quindi anch'io chiudo qui, perché siamo tutti qui per il ballo popolare, per la festa del gruppo, ma sono veramente grato a tutti voi per avermi invitato, ma sono ancora più grato per quello che state facendo, per quello che farete per la vostra comunità e per la cultura popolare più in generale. Grazie, grazie davvero e tanti auguri di buone cose.